Bentrovati alla TG Sicilia, le principali notizie. Sicilia in fiamme, devastanti incendi nelle province di Trapani, Agrigento e Messina. Fuoco anche a Lipari. Niscemi chiede lo stato di calamità dopo le 48 ore di inferno che hanno cancellato la secolare Sughereta. La nostra regione maglia nera in Italia con 250 roghi e quasi 17.000 ettari distrutti. Barcellona Pozzo di Gotto, svolta nel delitto della badante, arrestato il DJ già indagato. Secondo l'accusa ha spinto la donna facendola cadere in un torrente e provocandone la morte. Non c'è ancora un movente. Messina, il femminicidio di Sara Campanella, nel cellulare di Stefano Argentino, l'inquietante preparazione del delitto, dal coltello comprato in rete allo studio della struttura della gola, fino al proposito esplicito di uccidere la giovane. Catania, sequestrati 9 kg di marijuana potenziata con pericolosi agenti chimici, arrestato un ristoratore senegalese. A Messina, emergenza crack. La micidiale droga si diffonde sempre più tra i giovanissimi. West Nile, il virus propagato dalle zanzare, isolato un primo caso in un cavallo nel Catanese. L'azienda sanitaria Etnea, la Sicilia è ad alto rischio. Tra poco come fare prevenzione. Sole coperto dalle nubi qua e là in Sicilia, ma il caldo non molla. A Catania e Messina bollino rosso e intanto grandi partenze nel weekend tra le mete più considerate. Noto, capitale del barocco, che oggi attrae pure consistenti investimenti di capitali e anche stranieri. Musica, Sfera Ebbasta entusiasma 6.000 fan all'Arena della Villa Bellini di Catania per il Summer Fest 2025. Calcio, l'obiettivo promozione nelle prime parole del centrocampista del Palermo Palumbo, presentato oggi alla stampa. Intanto sul fronte mercato in Serie C il Catania ufficializza il difensore Martic, mentre resta in apprensione per le sorti del più grave dei tifosi etnei, feriti nell'incidente del pulmino in viaggio verso Norcia. Bentrovati, bruciati quasi 17.000 ettari. La Sicilia è la regione maglia nera per gli incendi. Le fiamme nella notte hanno devastato il Trapanese, il Messinese e l'Agrigentino. Rogo anche a Lipari. Incessante l'intervento dei vigili del fuoco mentre gli investigatori indagano su questi incendi quasi sempre dolosi. Laura Spanò. Un disastro ambientale di proporzioni drammatiche, quello registrato nella zona del Trapanese, dove ancora stamane si lavora per avere ragione delle fiamme che stanno colpendo la frazione di Macari e San Vito Lo Capo, e dove oltre ai forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno operando 2 elicotteri. Nella notte a Frassino sono stati fatti evacuare tutti gli abitanti, il fuoco aveva raggiunto pericolosamente le case. Rientrata l'emergenza anche a Castelluzzo, a Custonace e sulle 2 riserve, lo Zingaro e Cofano, dove però rimane alta la vigilanza. Sono iniziate le bonifiche ma anche le indagini, quello che rimane è desolazione e rabbia. È una tragedia ambientale e per fortuna si è limitata solo all'aspetto ambientale, ed è un modo di dire ovviamente. Si sapeva che ieri era una giornata critica ed era difficile tamponare evidentemente tutte le emergenze, però in maniera preventiva bisogna intervenire con altre modalità. Resta alta l'attenzione a Messina, al lavoro fine notte fonda, forestali, vigili del fuoco e protezione civile per spegnere gli incendi che hanno assediato la città sin da ieri pomeriggio. Diversi fronti nel complesso Messina 2 in via Palmara, fiamme la notte scorsa a Quattropani, frazione di Lipari. Le fiamme sviluppatesi attorno alle 3 hanno lambito alcune abitazioni ed un'attività di ristorazione, tenendo in apprensione i residenti. Da circa 48 ore poi vigili del fuoco e forestali sono al lavoro per domare gli incendi che continuano a circondare le campagne di Caltabellotte e Cianciana nell'entroterra agrigentino. Per il sindaco Franco Martorana si tratta di incendi dolosi. Chiusa la provinciale tra Caltabellotte e la frazione di Sant'Anna. La Sicilia, con 16.938 ettari in fiamme in 248 roghi, conquista la maglia nera in questi primi 7 mesi dell'anno.
E intanto Niscemi chiede lo stato di calamità dopo l'impressionante rogo che ha mandato in fumo oltre 3.600 ettari di bosco, cancellando la secolare Sughereta. Gerry Italia. La Sughereta per buona parte non esiste più. Lo dice con il volto segnato dalla stanchezza il sindaco di Niscemi dopo le 48 ore d'inferno che hanno cancellato la riserva naturale. Oltre 3.600 ettari ridotti in cenere, un fronte di fuoco lungo 5 chilometri, 2 giorni di inferno che hanno devastato alberi secolari, fauna e biodiversità. L'incendio, che sembrava sotto controllo dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei Canadair, è riesploso nel pomeriggio in più punti. Un dettaglio che alimenta i sospetti. Dietro al disastro sembra ormai certa la mano dell'uomo. Ieri intanto è stato necessario evacuare diverse famiglie, le fiamme hanno lambito le abitazioni all'interno della riserva, i danni restano incalcolabili, il terreno è bruciato, gli alberi anneriti, la natura spazzata via. Il comune adesso chiederà lo stato di calamità. Chiederemo la dichiarazione di stato di calamità, la possibilità di ottenere per la riserva ma anche per le proprietà private. Ho visto colture andare in fumo. Gli oliveti, io ho visto un paio di oliveti veramente distrutti e quindi attiveremo anche questa procedura. Una ferita profonda tra le più gravi degli ultimi anni, ma il sindaco promette, Niscemi ripartirà. Dobbiamo ripartire, dobbiamo pensare che là c'è un patrimonio, verificheremo tutte le procedure per il rimboschimento, per ripartire con la giusta marcia. Intanto si indaga, forze dell'ordine tecnici e la forestale sono al lavoro per cercare prove di inneschi e fermare chi ha distrutto un patrimonio che apparteneva a tutti, ma la ricostruzione sarà lunga. La Sughereta non era solo un patrimonio ambientale, ma anche simbolo identitario di un'intera comunità. Adesso, dalle sue ceneri, dovrà rinascere. Barcellona Pozzo di Gotto, svolta nel delitto della badante, ha arrestato il DJ già indagato. Secondo l'accusa ha spinto la donna che è caduta in un torrente e non ha voluto soccorrerla provocandone la morte. Orazio Longo. Avrebbe avuto un contatto con la donna che potrebbe quindi essere caduta senza essere soccorsa, morendo poco dopo. La polizia di Messina ha arrestato per omicidio Michelangelo Cori, che è il DJ sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto, già indagato per l'omicidio della badante russa Raisa Kiseleva, di 75 anni, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutto da ricostruire il movente. Lo stesso Corica, che si dichiara innocente, avrebbe dato due versioni discordanti dell'accaduto. In una prima circostanza avrebbe sostenuto di non avere visto da tempo la donna, in una seconda occasione avrebbe ammesso invece di aver avuto un diverbio con lei per questioni di gelosia, quando la donna avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe accidentalmente caduta. Secondo gli inquirenti, il sessantenne il 7 luglio avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna, che in quel momento era seduta su un muretto, si sarebbe rifiutata e l'uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell'alveo del torrente e di conseguenza la morte. L'indagato non avrebbe poi tentato di aiutare la badante, che potrebbe non essere morta sul colpo. Il cadavere è stato trovato giorni dopo, indagini sono in corso anche sui dispositivi telefonici. Messina, agghiaccianti gli indizi della premeditazione del femminicidio di Sara Campanella. La procura ha depositato nuovi atti d'accusa in vista del processo a settembre. I progetti del delitto trovati sul cellulare di Stefano Argentino, servizio di Francesco Triolo. Per gli investigatori rappresentano la conferma di come Stefano Argentino abbia premeditato l'uccisione di Sara Campanella, studiando tutti i particolari. Sono le prove raccolte sui cellulari dei due giovani, su quello di Stefano Argentina, ma anche di Sara. Sul telefonino del ragazzo i carabinieri hanno trovato una foto della studentessa scarabocchiata con rabbia repressa e una frase che manifestava il proposito di uccidere. Ma è dalla cronologia web che si è intuito come avesse addirittura studiato parecchi mesi prima come colpirla, in quale parte del corpo. Dalle tracce informatiche si è scoperto che Argentino ha acquistato su Amazon un coltello compatibile con le ferite sul corpo di Sara. La scatola è stata trovata, il coltello no. Sul cellulare poi c'erano anche le immagini che mostravano la struttura della gola. Particolari che emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della ragazza di Miss Ilmeri avvenuta il 31 marzo scorso a Messina. Ma l'indagine, coordinata dal procuratore capo Antonio D'Amato e dalla sostituta Alice Parialò,
che hanno depositato degli atti suppletivi, porta alla luce anche una registrazione che la giovane in quegli attimi terribili era riuscita a far partire, una registrazione che ha raccolto tutte le fasi dell'aggressione mortale e che ora rappresenta una prova per il processo che partirà il 10 settembre davanti alla Corte d'Assise. A Catania un ristoratore senegalese è stato arrestato a San Berillo per detenzione di droga. Potenziava la marijuana con pericolosi agenti chimici gravemente nocivi per la salute. Sequestrati quasi 9 kg di stupefacenti e 178.000 euro in contanti. Tonino De Manna. Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per potenziare la marijuana, modificandola con agenti chimici e rendendola gravemente nociva per la salute. Un senegalese di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania in un'operazione antidroga effettuata a San Berillo. Il blitz è scattato in seguito al controllo di 2 uomini stranieri che si aggiravano nei pressi di un ristorante. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. La successiva perlustrazione del locale ha permesso di trovare 1 chilo di marijuana occultata nel magazzino del ristorante, mentre in una stanzetta sono stati trovati alcuni prodotti chimici contenuti in un secchio. È a quel punto che la polizia ha identificato il titolare dell'attività commerciale, trovato poi in possesso di 17.000 euro in contanti, soldi provento dell'attività illecita, visto che in un altro locale sono stati trovati 11 sacchetti contenenti quasi 8 kg di marijuana. Oltre alla droga, l'uomo nascondeva altri 161.000 euro per un totale di 178.000 euro. La sostanza stupefacente è stata sottoposta ad esami di laboratorio che hanno confermato la presenza di un pericoloso cannabinoide sintetico. I cannabinoidi sintetici sono delle sostanze che mimano l'effetto del delta 9 THC, ma risultano essere 100 volte più potenti. Sono molto pericolose perché sia per il metodo di produzione, durante l'impregnamento di questa sostanza possono verificarsi dei cluster di concentrazioni elevate che possono causare un vomito, perdita di coscienza, shock anafilattico, in alcuni casi anche la morte. Dopo le formalità di rito, l'extracomunitario è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo a Catania, intanto a Messina è allarme crack. Sempre più diffuso tra i giovanissimi, l'azienda sanitaria ha avviato un centro di pronta accoglienza per le dipendenze, in particolare da questa micidiale droga. Francesco Triolo. Un allarme che lo scorso anno lanciò la Commissione regionale antimafia in visita a Messina. Cresce il consumo del crack tra i giovanissimi grazie al costo bassissimo di una dose, anche solo 2,50 euro meno di un panino, disse allora il presidente Antonello Cracolici. Un fenomeno monitorato dalle istituzioni sanitarie. In questo contesto a Messina si inserisce anche l'inaugurazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale del centro di pronta accoglienza per le dipendenze patologiche. In particolare pazienti con problematiche che riguardano il crack, la cocaina, ma soprattutto appunto il crack, che è una emergenza importante in Sicilia. L'obiettivo è quello di applicare cure innovative, soprattutto psicologiche, psicoterapeutiche, riabilitative, ma anche farmacologiche attraverso trattamenti intensivi con percorsi personalizzati. Altri posti saranno per pazienti inviati dai SERT, che sono in quella fase in cui sono in attesa di entrare poi in comunità a lunga degenza. Quindi qua si svolgeranno dei colloqui di motivazionali appunto per i pazienti, sia fatti dal medico che dallo psicologo. Un centro che vuole rappresentare un punto di riferimento per i pazienti, ma anche per le famiglie. Inauguriamo questo centro che vuole essere un punto di riferimento per queste problematiche sempre più complesse che affliggono utenti e famiglie degli utenti, con risposte multimodali, utilizzando tutti gli strumenti, da quelli psicologici a quelli riabilitativi a quelli farmacologici. Le cure potranno essere integrate anche dall'utilizzo della TMS, la stimolazione magnetica transcranica, che utilizza campi magnetici per influenzare l'attività cerebrale e intervenire sulle dipendenze. West Nile, il virus propagato dalle zanzare, è individuato nel cavallo di un allevamento del catanese. La Sicilia è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. I suggerimenti per la prevenzione dell'azienda sanitaria catanese. Orazio Longo.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha confermato la positività al West Nile virus di un cavallo presso un allevamento equino del catanese. L'ASP di Catania ha inviato ai comuni le indicazioni operative necessarie per rafforzare la sorveglianza e attuare le misure di contenimento. In primis contro le zanzare, che rimangono l'unico vettore responsabile della trasmissione della malattia anche all'uomo. Il virus rispetto agli anni passati sta circolando molto di più, perché è legato al discorso anche dei cambiamenti climatici. Si precisa inoltre che non vi è alcun rischio per la sicurezza alimentare legato al consumo di prodotti di origine animale. Resta fondamentale il ruolo attivo della cittadinanza nella prevenzione e anche semplici accorgimenti individuali come eliminare i ristagni d'acqua o proteggersi dalle punture di zanzare. L'utilizzo appunto di repellenti e quello di non favorire alcuni comportamenti, quale ad esempio potrebbe essere il ristagno di acqua anche nelle fioriere. Sicilia ad alto rischio per lo svilupparsi del virus. Noi rientriamo tra i territori ad alto rischio perché negli anni passati abbiamo avuto la circolazione virale della West Nile per le condizioni climatiche. Protocolli specifici anche per i donatori. Tutti i soggetti donatori che provengono dall'area a rischio vengono sottoposti a uno screening specifico. Spiegano gli esperti che sebbene cavalli e uomini possano contrarre l'infezione da West Nile virus, non sono in grado di trasmetterla ad altri. Non deve temere né chi ha cani, gatti, uccellini, ma neanche chi detiene un cavallo. Il cavallo, così come anche l'uomo, è un ospite a fondo cieco. Caldo e partenze, mentre al nord il clima si fa più mite, in Sicilia l'ondata di calore continua a opprimere nonostante le nuvole qua e là. In pieno weekend milioni di viaggiatori si dirigono verso le località turistiche per il primo grande esodo della stagione. Veronica Barbarino. Il tempo cambia, ma il caldo resta. Se al nord questo weekend si torna a respirare, la Sicilia resta nella morsa dell'afa. L'intera isola è in allerta arancione per incendi, secondo quanto diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, vede Palermo prendersi una breve pausa con un bollino giallo per il rischio ondate di calore, mentre Catania e Messina diventano rosse, con punte fino a 39 gradi. Intanto prende il via il primo grande weekend di partenze estive. In tanti si mettono in viaggio verso le località di mare e relax, ma domenica pomeriggio è già tempo di rientri verso le città. Traffico intenso è previsto su alcune delle principali arterie siciliane, come la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. L'ANAS ricorda: acqua a bordo, cinture allacciate, no alcol e droga e mai distrarsi alla guida. Intanto è incominciato da poco lo sciopero di piloti, assistenti di volo e personale di terra di diverse compagnie del trasporto aereo. Durerà fino alle 17 e inevitabilmente potrebbe condizionare i progetti di partenza dei passeggeri. Informatevi per tempo. Tra le mete più ricercate dei turisti, Noto, capitale del barocco. Tra arte e design diventa ora capitale di stile e di investimenti, avviando un vero rinascimento mediterraneo. Eva Spampinato. Rispetto. 15 anni fa era tutto diverso. Prova a immaginare una casa disabitata con i drappi sulle poltrone e noi abbiamo quasi tirato via quei drappi. Noi abbiamo cominciato a fare delle bellissime feste qua, la prima nel tetto del teatro, proiettando un tè nel deserto, perché era un deserto all'epoca. Una volta sonnolento gioiellunesco, negli ultimi anni questo territorio ha attirato l'interesse di investitori da tutto il mondo. Sono venuti tanti, centinaia di nostri amici, e tutti hanno cominciato a comprare delle case, anche perché a quell'epoca le case costavano molto poco. Più 18% delle richieste immobiliari da parte di stranieri, conquistati da clima, paesaggio, cucina, storia millenaria e visione contemporanea. Quando noi ci siamo resi conto che potevamo stare nel luogo dei sogni e andare a lavorare poi a Milano, abbiamo completamente ribaltato il concetto. Un'ospitalità non di lusso ma di charme, una riviera barocca che incanta sì, ma investe anche, crea, arreda. Sì, questo è solo l'inizio, tutte le grandi catene alberghiere adesso vogliono arrivare qua. Oggi più che mai Noto è il volto raffinato della Sicilia che cambia.
cambiamento straordinario. Adesso la musica, Sfera Ebbasta entusiasma 6.000 fan all'Arena della Villa Bellini di Catania per il Summer Fest 2025, tra giochi di luce spettacolari e lanciafiamme, per fortuna solo scenografici. Eva Spampinato. Ha letteralmente infiammato Catania con lanciafiamme scenografici e giochi di luce spettacolari che hanno fatto esaltare gli oltre 6.000 fan che lo attendevano sotto il caldo cocente già dalle prime ore del mattino. Catania ci siamo noi! Il re della trappa italiana, Sfera Ebbasta, ha fatto tappa alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest 2025, portando sul palco tutto il suo carisma, l'impatto visivo e la potenza sonora che lo rendono uno dei protagonisti della scena urban italiana. Con 234 dischi di platino, 32 dischi d'oro e una fanbase social che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower, Sfera ha ripercorso con il pubblico tutte le tappe della sua carriera, in un viaggio che va dalle origini all'esplosione internazionale. In scaletta brani ormai diventati inni generazionali come Alleluia, Notti, Bang Bang, Ricchi per sempre, Tesla, cantati a squarciagola dal pubblico in un travolgente mix di nostalgia, energia e passione. Pausa, tra poco il calcio con il Palermo che presenta Palumbo e il Catania che ha il pensiero ai tifosi feriti nell'incidente stradale, ma anche al neoacquisto Martic. Ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci insieme, è ancora grave il tifoso rossazzurro rimasto coinvolto nell'incidente stradale vicino a Salerno. Martic intanto è un nuovo difensore del Catania, presentato il neo centrocampista del Palermo Palumbo, Sergio Colosi. Tanto entusiasmo e l'obiettivo promozione nelle prime parole del centrocampista del Palermo Antonio Palumbo, presentato oggi alla stampa. Rimangono critiche le condizioni del tifoso del Catania di 47 anni ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Caldarelli di Napoli a seguito dell'incidente stradale avvenuto vicino Salerno che ha coinvolto 9 ultra diretti a Norcia. Ulteriori segnali di miglioramento invece per l'altro tifoso. Cambio di programma per la squadra, rinviati prima amichevole e presentazione, doppia seduta d'allenamento e ritiro. L'austriaco Manuel Martic, 30 anni, è un nuovo difensore del Catania. Forte fisicamente ed duttile, può essere impiegato a centrocampo, ha giocato gli ultimi 2 anni tra Legnago e Lecco con una buona esperienza internazionale. Gol in Champions nel 2022 con la maglia dell'Helsinki. Si lega con un contratto annuale, tante piste nel mercato in uscita, con Peralta, Trafoggia e Crotone. Nel Trapani tengono banco soprattutto le uscite, ma l'uomo destinato al Guidonia neopromosso in C, un club di quarta serie per l'attaccante Marsico. In partenza 14 esuberi, tra cui Spini, Sartore, Carraro e Berna, in entrata un trequartista. In casa Siracusa si attende l'ufficialità dell'arrivo di 3 giovani dal Pisa, operazione già conclusa per il difensore lituano Modius Sapola, il mediano Jacopo Frosali e il portiere svedese Johan Guadagno. In prova al De Simone un altro portiere, Brian Bonucci, svincolato, ex Adriese in D. Le priorità sono l'arrivo di un attaccante dopo le partenze di Sarao e Di Grazia e lo sfoltimento della rosa. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.